Ciao ragazzi, da appassionata di musica elettronica oggi mi fa particolarmente piacere raccontarvi la storia di un prodotto che è nato a Londra ma ha radice e matrice completamente vicentina perché nasce dalla mente del 32enne Bruno Zamborlin. Sto parlando dell'app che suona qualsiasi oggetto, si chiama Mojiz e appunto nasce a Londra dall'idea di Bruno, che probabilmente era stanco di dover continuamente campionare oggetti singolarmente e non avere un posto fisso dove conservare le campionature, quindi campionature classiche, ma soprattutto di avere probabilmente molta sporcizia nella registrazione del suono con i software esistenti. Ecco, ad oggi le campionature smart sono nelle mani di chiunque con Mojiz, che credo sarà un prodotto che comincerà a rivoluzionare la musica elettronica e probabilmente per spostarsi anche ad altri generi. Mojiz registra tutto e riconosce tutto: alberi, aerei, uno spremiagrumi, insomma, chi più ne ha più ne metta. Credo che, certo, Mojiz partirà da Londra, ma probabilmente prenderà piede super velocemente in molte altre piazze della techno, per esempio Berlino, chi lo sa, staremo a vedere. E buona fortuna a Bruno, non vediamo l'ora di provarla. Stop whining.